Rieccoci all'appuntamento del martedì. Il sindaco risponde dalle ore 19:30 alle ore 20:25. Stavo dicendo già l'email durante la settimana, però voglio ricordarvi ancora il numero, perché visto che da un po' di settimane abbiamo chiamato il numero della CL, dunque non più il 12 ma il 19, ovviamente qualcuno non si sintonizza in un altro canale, ce lo chiedono, quindi lo ripetiamo: 049 8077 753, oppure mandate i messaggi a 345 334 1171, oppure le email durante la settimana. Il sindaco risponde @gruppotv7.com. Lo ripeterò spesso perché, ripeto, avendo cambiato sindaco il numero di canale, ovviamente molta gente fa fatica a sintonizzarsi, altri non la vedono, ma non è colpa di nessuna televisione locale, è colpa della piattaforma della RAI, perché tutti ci attacchiamo lì, quindi se non funziona non è assolutamente colpa nostra. È arrivato un'email che le dice: buongiorno, le dico anche nome che lo conoscerà sicuramente perché scrive tra l'altro su una pagina Facebook, è Nicola Caporello. Le chiede: vorrei chiedere al sindaco se sarà rispettato il calendario delle 2 nuove linee del tram e pertanto se entro il 2026 entreranno in funzione. Per forza, se no perdiamo i finanziamenti, siamo obbligati. Vuol dire perdere quasi 400 milioni di euro, per cui bisogna per forza farlo. La prima linea, quello che va la prima linea, quella che parte dalla stazione, partirà a maggio-giugno i lavori più o meno, sono già fatti i sottoservizi, e l'altra deve essere finita operativa entro giugno 2026 per forza. Quindi saranno, ma tutte quante, quindi nel 2026 avremo 3 linee operative. Tutte le linee operative? Sì, per forza. E si riuscirà, con i ritardi dei materiali, con tutto quello che sta accadendo, a terminare i lavori, sindaco? Mi auguro e spero. Noi il primo contratto è stato fatto, è stato definito. Spero sì. Ci sono ancora problemi importanti per quanto riguarda i materiali o costo. Però voglio essere ottimista, non ho alternative, di conseguenza io sono abbastanza certo e sicuro che entro giugno 2026 sarà operativo il tutto. Ecco, non abbiamo le immagini perché proprio ieri e oggi, passando per la città, zona ospedali, tanto per citarne uno, abbiamo visto le piste ciclabili colorate di rosso. Avete cambiato proprio fisionomia da questo punto di vista? Il codice della strada che quando è stato autorizzato al governo anche piste ciclabili, questo fa parte delle piste ciclabili. Siccome non l'avevo mai visto, per dare sicurezza il più possibile ai pedoni. Chiaramente sarebbe bello fare piste protette, nel senso da un'altra parte, però è una città storica un po' difficile. Dobbiamo utilizzare almeno il massimo di sicurezza per i ciclisti, e sono tantissimi, e va benissimo perché vuol dire meno inquinamento. Tutti gli studenti vanno in bicicletta, ovviamente, vuol dire dare più sicurezza, è una cosa molto importante. No, è anche carino, è anche sicuramente, almeno vedendo il colore. Dà rispetto anche, vuol dire anche l'automobilista fa più attenzione. Sì, è vero, è vero. Allora, anziché la solita striscia bianca, una cosa molto importante. Io ho visto anche qualche colore diverso anche per le strisce pedonali. Ho visto anche qualche colore rosso anche per quanto riguarda le strisce, sempre nella zona dell'ospedale, le dico, proprio perché proprio oggi, quindi fare il massimo di attenzione. No, ma è una bella cosa che così si notano di più. Senta, gliele leggo perché state facendo 60 studentati, dunque li devo leggere. L'ex Convito Sacro Cuore, 401 posti letto. Sì. Al Pescarotto 300, l'ex IFIP 430, il PP1 500, l'ex Provveditorato 150, l'ex Cooperativa Tipografica 140. Come mai avete questa espansione per gli universitari? Questo non è vero proprio così. Io ho letto il comunicato. Quindi. Le richieste non autorizzate. A oggi è passato ieri sera in consiglio via Belzone, Sacro Cuore, questo sì. C'è una richiesta che siamo d'accordo per quanto riguarda l'IFIP, 400 posti letto per i ragazzi. Tutto il resto sono richieste che in parte saranno anche esaudite, nel senso, oggi mancano stanze per i ragazzi. Oggi i ragazzi studenti vanno da Rubano, Mestrino, a Rovigo, a Bonselice, manca posti letto.
perché sono tanti i nuovi studenti e hanno bisogno di abitazione, per cui gli studentati sono poi cresciuti sotto l'aspetto qualitativo, per cui hanno la palestra, è cambiato moltissimo il panorama degli studentati ed è necessario averli, altrimenti i ragazzi non stanno a Padova, vanno fuori, bisogna dare il massimo dei servizi. Certo, dunque ci sono queste novità e quindi accoglieranno ovviamente gli studenti. Vi ricordo, sono 2 anni e mezzo, per fare una cosa del genere 3 anni, saranno 1500-1600 posti letto, 2-3 anni. Che non sono pochi. E poi c'è le cubature al Basso Isonzo che diventerà un parco agricolo, ci vuole raccontare di cosa questa è una cosa molto, molto bella. Siamo riusciti a portare i metri cubi che erano stati ovviamente stiamo vedendo tutte le immagini del ragionamento che stiamo facendo, del parco Basso Isonzo in un'area di fronte ai Fiori di Botta, vuol dire via Pescarotto. Adesso, il che vuol dire che il Basso Isonzo non sarà edificato nulla, sarà un primo parco agricolo e uno dei parchi agricoli più importanti d'Italia, bellissimo. Non domani, sarà 5-6 mesi sotto l'aspetto tecnico, però diventerà territorio del comune. Ho letto cose strane, che abbiamo dato 24.000 metri quadrati commerciali, nemmeno 1 metro quadrato. Io non so come escono queste notizie, ho capito che se è campagna elettorale ognuno vuole dire quello, però non abbiamo dato niente. È vero che volevano aumentare il parco, aumentare il metri quadrati del centro commerciale, il famoso PT1, che è quello di Ikea, per spiegarsi, però non è stato autorizzato assolutamente nulla. Hanno 11.000 metri quadrati, 11.300 già autorizzati, non da noi, dal passato. Se vogliono fanno quello, non c'è alimentare, non abbiamo autorizzato 1 metro quadrato in più. Il parco Basso Isonzo è una grande vittoria, sono molto contento, abbiamo messo 2 anni di lavoro, sono molto soddisfatto. Senta, dove dovevano costruire vicino al Ponte d'Arvini, che c'è quel laghetto famoso, lì ormai rimane un laghetto? No, sono già anche quello autorizzati nel passato, sono 2. Sì, no, ma cosa farà, siccome è ancora una superficie, adesso non voglio fare una superficie non alimentare di 5.000 metri quadrati e un'altra, se non sbaglio, di 6.000 metri quadrati, ma già autorizzate nel passato. Sì, già autorizzati, ma quelli, siccome non li vedo in costruzione, lei non sa nulla? Decisioni private, perché sono già autorizzati. Beh, certo, io credo ancora dalla Giustina e poi da Zaranato, insomma, credo. Volevo sapere com'è la situazione, se hanno iniziato, visto che si era fermato per la crisi. Posso iniziare domani per quello che ci riguarda, sono già autorizzati. Certo. Fanno considerazioni private, come comincerà tra poco la Merlin, a giorni proprio, insomma, è già autorizzato, non sono problemi. E poi l'altra bella notizia è che finalmente l'Onda Palace, come volete chiamarlo, che è il palazzo più alto di Padova, rispetto adesso è una cosa un po' bruttina, non molto bella. No, poi è bruttina non proprio, visto così, insomma, più che non volevo dire questo, però verrà fatto veramente, l'ha presentato, se non sbaglio, l'assessore Bessa ieri, se non sbaglio. Sì, certo. Non so se abbiamo che renderi di Elisabetta Demis, se abbiamo renderi di questa opera, come verrà terminata, ovviamente, perché ho visto le fotografie, non so se lo abbiamo. L'ultimo piano sarà fatto un ristorante, tutto il resto sarà uffici, come la destinazione. Dovrebbe essere il grattacielo più grande di Padova, o sbaglio? Il punto più alto di Padova. È il punto più alto di Padova, quindi diventa anche un panorama eccezionale. È un panoramico, insomma. Eccolo qui. Bellissimo, no? Così, oggi è veramente brutto. I rendering viene tutto bello, sindaco. Poi questo è privato, non è comune che fa queste cose, però è molto bello, molto bello. Sono molto contento perché era veramente. E ovviamente verrà adibita ad uffici. Ultimo piano ristorante, tutto il resto uffici. Andiamo con i messaggi, 4 messaggi. Andiamo Denis con il primo. Volevo fare i complimenti al sindaco per il concerto per l'Ucraina di domenica, una bella iniziativa. Bellissima, a cui ha aderito moltissime persone. Devo dire che è un po' fresco, veramente faceva freddo, però veramente hanno venduto tanti biglietti, 600 biglietti. Padova risponde sempre in queste cose, ma veramente in maniera incredibile, sono molto soddisfatto e molto grato ai padovani. Secondo messaggio, Il sindaco ci può aggiornare sullo stato dei lavori per la nuova questura? Grazie.
Certo, stanno ovviamente in via Anelli, abbiamo abbattuto il tutto, bonificato. Nel nostro settore sta lavorando con la Polizia di Stato, ovviamente il progetto spetta a loro. Noi siamo stazione appaltante, per cui quando faremo l'appalto a breve partiranno anche i lavori. Io penso che a fine anno partiranno i lavori. È già finanziato 50 milioni di euro dallo Stato, per cui non c'è ombra di dubbio che partirà a breve. Terzo messaggio, Dennis. Grazie per i 10.000 alberi che avete piantato, però la zona di San Lazzaro è ancora, nella zona di San Lazzaro c'è ancora troppo cemento. Intervenite per favore. Stiamo piantando i 10.000 alberi, ma è ancora terminato, siamo al 75-80%. San Lazzaro, francamente abbiamo turizzato poco, c'è un piano regionale che sta andando avanti e non voglio scaricare colpe su nessuno, però io spero che in parte per quanto riguarda edificare sia ormai terminato. Andiamo con l'altro, Dennis, ultimo messaggio. Ci sono troppe poche colonnine per le auto elettriche, prima dicono di acquistare nuove auto ma poi non ci aiutano e non è un problema solo di Padova. Mi scusi Sindaco, aggiungo a questo perché mi è arrivato un messaggio che oltre proprio per questo motivo ce ne sono molte che sono state, una per tutti mi dicono in Prato della Valle, che le hanno messe ma è più di un mese, 2 mesi che non sono, come si può dire, usabili. Attivate, esatto. Perché c'è stata una richiesta importante per quanto riguarda l'Enel, bisogna portare potenze importanti e non è molto facile, ma è stata fatta la colonia, fatto i lavori, devo portare energia elettrica che ovviamente l'Enel è stata anche in grave difficoltà sotto l'aspetto, anche loro. Ricordo che anche giovedì verrà inaugurato il centro congressi, mancavano i cavi per fare la cabina. Abbiamo aspettato, dopo sono bravi perché hanno collaborato al 100%, mancavano i cavi per fare certe cose, per fare la cabina elettrica. Ci hanno aiutato, siamo soddisfatti, ma molto spesso volentieri manca il prodotto, manca i cavi, manca i ricambi. È per quello che le dico, sei così sicuro che il tram verrà terminato in tempi... Io spero che la situazione migliori molto. Ce l'avremo tutti. E quindi stavi dicendo sono poche, ne metterete delle altre? Sì, c'è un piano molto importante per mettere colonie, se non sbaglio sono altre 70 da mettere a Padova. Però fatto la colonia, manca il collegamento elettrico. C'era fatto uno anche in Piazza del Sole da poco, non è stato ancora collegato. Non è ancora collegata. E poi aveva già accennato lei il Palazzo dei Congressi che verrà inaugurato il 7 di aprile, dunque tra poco, dopodomani. Dopodomani è una grande soddisfazione, è molto bello. Ricordiamo 3.000 posti che poi possono essere ovviamente ridotti. È molto flessibile, sono già 35 eventi già prenotati, sono molto contento di ringraziare il Presidente Santocono, tutto lo staff della fiera che sta gestendo il centro congressi. È molto bello, veramente molto bello. Per la città di Padova sarà una cosa molto importante, per dire, un indotto che porta turismo, congressi medici. Sono molto soddisfatto ed è molto bello fatto non è merito solo nostro, però voglio spiegare questo, è merito anche delle passate amministrazioni. Ci ha messo un po' di tempo tutti quanti, però siamo giunti alla fine, per cui anche passate amministrazioni va a merito anche loro, come sempre i meriti sono mai dell'ultimo, sono anche del passato. E di questo sono grato a tutti. Sicuramente. Diceva prima che l'Leroy Merlin i lavori dovrebbero iniziare a giorni. Scusi? Il Leroy Merlin? Penso proprio, dipende solo da loro, non c'è più problema. Sì. È una cosa che devono decidere loro, insomma, quando... Sì, ma penso partiranno a breve. Nuova pediatria, Sindaco? I lavori sono già commissionati, non c'è nessun problema. No, pure con il ritardo dell'arrivo del materiale, con l'aumento dei materiali stessi, che magari i lavori non vengono un attimino fermati. Da quello che so io, dottor D'Albenza e il direttore stanno avanti benissimo. Aspetto sempre con ansia Piazzale Boschetti. Quando vedremo aperta quella piazza? Io so il giorno che sarà aperta, però non glielo dico. Non la sa allora? Lo so. Confidenzialmente non la sa. Non sarà completato tutto. Sì.
Però so già il giorno in cui faremo vedere quello che è stato fatto. Non me lo vuole dire? No. Non me lo vuole. Sarà i primi giorni di maggio, dico qualcosa. Di maggio? Maggio. No, me la dette delle date maggio qui, di quest'anno, per evitare battute. Non sarà completamente finito, però sarà in gran parte finito. C'è stato dei problemi importanti per quanto riguarda i materiali, quello che abbiamo trovato amianto, veramente tanti problemi. L'impresa ha lavorato bene, il tecnico ha lavorato bene, sarà aperto. Non parlo mai delle palazzine, sia chiaro, quelle sono private, non c'entrano mai. Io parlo del parco. È già stato concluso l'operazione di cessione ai privati, sì. Quindi anche lì è un compito loro, insomma, adesso di iniziare. Sì, chiaramente da poco, per cui ci vorranno 2 anni e mezzo. Voi no, pensavo che il Comune avesse detto di iniziare i lavori proprio per la decenza delle entrate a Padova nei tempi più stretti possibili, insomma. Io ho chiesto al proprietario che abbia la cortesia di coprirli, perché non sono molto belli da vedere, tutto qua. Ma penso lo faranno entro i primi giorni di maggio, in modo da si vede, se non altro, parte di parco che sarà collegato con Ponticello e Giardini Alea, molto bello, devo dire, molto bello. Sì, è una... Sarà fatto anche il parcheggio per gli autobus dei turisti, via Trieste, in modo tale che i turisti, adesso non c'è, nel senso che sono i lavori, arriverà l'autobus con i turisti, si fermerà via Trieste e dopo hanno accesso molto velocemente tramite il parco al Cappelleggiotto piuttosto che in centro, siamo in pieno centro. È una bella cosa, molto bella. Sono stati lunghi i lavori, mi hanno preso in giro tutti perché doveva essere pronto qualche mese fa, però adesso siamo riusciti almeno 70% a fare i lavori. Bene, a dire tutto... C'è la pista ciclabile che passa attraverso. Viene fuori sicuramente un po' lavoro. Mentre per quanto riguarda la gradinata dello stadio Appiani, quella che dovete fare, che doveva essere buttata giù, fare ovviamente tutta la parte ciclabile. Sarà demolita, e come sarà demolita a breve sarà anche messo in opera la nuova gradinata, assolutamente sì. Va bene, stavo cercando di abbassare perché mi chiamano ovviamente anche per fare delle domande a lei, invece devono chiamare in redazione al di là di tutto. Senta, per quanto riguarda invece lo stadio Ganeo, ieri sera ho avuto ospite Diego Bonavina, ha detto che adesso è già completata anche la seconda parte di gradinata, quindi per maggio dovrebbe essere terminato. Mi ha fatto vedere oggi le foto all'assessore, manca un pezzettino, poi la gradinata è completa. E quindi per maggio dovrebbe essere terminato? Sicuramente la tribuna, augurandoci, termino il concetto perché non ne parliamo mai in questa trasmissione, visto quello che sta succedendo nell'ultimo mese e mezzo, anche con un risultato toccando tutto quello che c'è da toccare del Padova. Io non voglio parlarne, nel senso sono scaramantico ma siccome non abbiamo mai parlato in questa trasmissione, volevo ricordarle anche questo, insomma. La gradinata sarà pronta, sarà pronta anche una grande struttura per fare la copertura, non la copertura, c'è un grande arco che è stato difficile da fare perché mancava il ferro, mancavano i materiali, quello sarà installato, non sarà coperta a breve ovviamente, ma per il prossimo campionato sicuramente. I tifosi preferiscono andare quando sarà pronto completamente, per cui anche forse per scaramanzia. Io non voglio dire niente perché l'anno scorso sono stato molto deluso e io spero che quest'anno anche per la società, per i padovani, per i tifosi vada a buon fine tutto, anche la società e i tifosi se lo meritano. Senta Sindaco, io qui ho una davvero lista lunghissima di tutte le cose che avete fatto e che abbiamo già trattato in altre puntate, come diceva, dalla permuta dell'Iris, dagli alberi alle colonnine, alle street tutor, alle asfaltature, alle scuole cioè avete fatto davvero un gran lavoro sotto questo punto di vista, e quindi davvero adesso l'importante è terminare, soprattutto per quanto riguarda le cose più importanti che le abbiamo già citate, dall'ospedale, dove tra l'altro ho visto uno spot che lei ha fatto molto bello dei 900 posti di qua, 900 posti vicino praticamente dove verrà costruito, e quindi un bel lavoro è stato fatto su questo punto di vista, Sindaco. Sì, devo dire con un po' di presunzione abbiamo fatto tante cose. Ci sono tantissime cose ancora da fare, si possono fare tantissime cose. Primo portare avanti i lavori,
perché sono stati iniziati, sono a metà o per portare avanti, ma si possono fare tantissime cose ancora. Io in PNRR porterà grandi risorse non solo il Comune, ma per quanto riguarda la Regione, per quanto riguarda l'università, l'azienda ospedaliera, per cui abbiamo un futuro secondo me molto importante. Paolo è una città stupenda, bellissima, l'ho sempre detto, sono innamorato di questa città e ha possibilità di cambiare in meglio alla grande, proprio come viabilità, come verde, come inquinamento, come servizi. Siamo già come qualità di vita molto buona, secondo me. Possiamo migliorare moltissimo. Ecco, andiamo in pubblicità, poi parleremo di turismo a rientro, se non ci sono messaggi o telefonate tra poco.